Gli anni 80 sono stati molto pesanti per un adolescente pensante. Però sai, se iniziavi a pensare o a essere un po' più introspettivo, gli anni 80 potevano essere anche dolorosi. Questo. C'è stata l'invasione dell'eroina nei quartieri, nelle città, e quella insomma è stata molto molto pesante. Per quanto riguarda perché abbiamo iniziato, sai, è difficile risalire in maniera lucida a così tanti anni fa, ma non so esattamente perché abbiamo iniziato. Cioè, io credo sia stata, come dire, è stata un'attrazione, un'esigenza, è stato il fatto che io e quelli come me eravamo attratti da cose che gli altri, da cui gli altri non erano attratti, no? Abbiamo cercato di non assomigliare ai nostri padri, perché i nostri padri arrivavano da un tempo veramente antico. I nostri genitori erano nati alla fine degli anni 20, negli anni 30, hai capito? E quindi avevano fatto la guerra e noi ci siamo trovati nella modernità. Ma il mio non adattarmi non è sinonimo di disadattato, perché io vedo disadattati persone che in realtà si credono adattate. È il fatto che devi fare i conti con l'emarginazione. Non ti chiamano più in certi concerti, non ti chiamano più in certi comuni per fare i concerti, cioè quindi come dire, ti levano quello che dicevamo prima, la sussistenza, il lavoro. Ma guarda che adesso con i social l'informazione è veramente una super merda, cioè nel senso che c'è veramente un controllo totale. Dopo parlano di democrazia, Gali, mi ricordo Gali, ma tutto il mio rispetto, cioè, ma hai visto com'è sparito dai social? Esatto. Ma perché c'è questa cosa qua? Oggi abbiamo con noi, per chi ancora non lo conoscesse, per chi non l'avesse mai incontrato, visto, ascoltato, letto anche, Ricky Bizzarro. Ben arrivato. Beh, sono molto contento di essere qui con voi. Benvenuto. Ma è una frase di rito, no? Giusto, sono molto contento di essere qui con voi. Noi siamo contenti di averti. Perfetto. Anche questa è una frase di rito. Bene, passati i preliminari, ecco. Arriviamo a conoscere... Sono importanti i preliminari. Sono importantissimi i preliminari, ecco, anche se siamo separati da un tavolo, ma va bene così. Molto, molto importanti. Come premessa vediamo un po' che ogni persona che incontriamo ha fatto scelte, ha attraversato difficoltà, ha imparato qualcosa lungo la strada, ha imparato qualcosa lungo varie vie che possono essere nel tuo caso pentagrammi, immagini, registrazioni, dischi, e parliamo proprio di dischi ancora in termini di vinili, ma lo esploreremo appunto man mano che facciamo questa chiacchierata io e te. Campus Cast cerca di portare appunto queste esperienze, trasformarle in qualcosa di utile, di interessante, di ispirante per chi ci segue, ci guarda, ci ascolta, e ricordiamo sempre di cliccare sulla campanella che troverete in basso a questa schermata, oppure direttamente su quello che è la vostra piattaforma podcast audio preferita, nella fattispecie Spotify. Siamo qua per capire qual è il valore di questa chiacchierata, appunto. Ricky porta un percorso molto concreto e molto vero, è fondatore e frontman di Radio Fiera, nome di questa band che riceve tra l'altro origine dal posto stesso in cui nasci, vivi e cresci. È una band nata a Treviso nel 92, con una lunga storia di dischi, concerti e una presenza importante nella scena rock del nord-est italico in generale, ma che sborda anche e se ne va appunto oltre altri confini, oltre altri fiumi, come abbiamo citato prima. Nel tempo hai scritto anche libri, hai continuato a muoverti tra musica, scrittura, intervento culturale, e abbiamo scoperto da poco anche cinema o produzioni televisive. Tutto pur di non avere un lavoro serio. Pur di non avere un lavoro serio, sì. O per averne tanti. Sì, vabbè. Sì. No, ma... qua mi hai tirato dentro un ambiente. Ma sai, noi siamo nati, come hai detto, qua nel profondo nord-est, no? Siamo nati e cresciuti nel profondo nord-est, dove la parola lavoro era, come dire, liturgica. L'unico comandamento, sì, forse. Sì, sì. E quindi per uno che ha scelto per una persona che ha scelto bene o male di fare quello che ho fatto io nella vita, non è sempre stato facile, anzi è stato molto difficile. Perché la domanda ricorrente era sempre: ma ti che lavoro fa tu?
musicista, e la risposta era sì, ho capito, ma il tuo lavoro, musicista, finché più di una volta ho dovuto mentire, cioè, tanto per tranquillizzare comunque il mio pensavo a se finia in pacche. No. Per chiudere, cioè, perché non ne potevo più. Cioè, tipo l'elettricista, così mi veniva, o l'idraulico, non so, e vedevi subito che il mio interlocutore si tranquillizzava, cioè aveva davanti una persona, meno male, che con cui poteva parlare questo. Questo è stato, come dire, adesso anche così scherzandoci un po' su a questa cosa qua, in realtà è una cosa molto seria, nel senso che non è mai stato riconosciuto come un mestiere, come un lavoro, come un tentativo. Se non come lavoro, come tentativo. Ti faccio una domanda molto tecnica. Sì. Cosa avevi scritto sulla tua carta d'identità nel 1995? Musicista. Quindi te l'avevano accettato in anagrafe? Certo. Bene, quindi istituzionalmente poteva essere un lavoro. Sì, ma avevo scritto anche 1,80, in realtà ero 1,78 tipo, hai capito? Cioè, è questione di virgole o è questione di tacchi a seconda dei casi? Sì, però voglio dire, è quello che veramente, cioè è la percezione che tu hai di te stesso e soprattutto quella che tu vorresti che gli altri avessero di te, più che altro. Ed è una cosa molto difficile, anzi quasi impossibile, voglio dire. È una cosa con cui devi farci i conti fin da subito. Ma cioè non solo come musicista, ma anche se tu fossi tipo un artista, un pittore, un poeta, uno scrittore di libri, capito? A meno che tu non vada da Mara Venier, allora c'è sempre il concetto, ma anche il mio, si tu mai sta a Sanremo. Mm-hmm. Perché ci sono dei punti fissi nell'uomo italicus, no? Che, cioè, se tu mai sta a Sanremo, perché se sei stato a Sanremo allora sì. Puoi essere professionista musicale. musicale. Allora no, sei un cantante, perché cioè, artista qua, lo dicevamo ai muratori, no? Ciao artista, sai, nel senso, c'è sempre un lessico che va a inficiare sempre anche nella vita comune, nella quotidianità delle persone. Quindi eri un cantante, se però dovevi essere passato per la televisione, calma per la televisione, noi siamo passati un sacco di volte per la televisione, ma no, cioè tipo dovevi andare nei programmi nazionali popolari, su Rai 1 possibilmente, allora sì. Venivi riconosciuto, certo, avevi l'imprinting del Pippo Baudo, altrimenti no, ti muovevi in un ambiente che era fantastico, esiste un ambiente, è sempre esistito un ambiente al di fuori ma io sto parlando del rapporto con le persone del mio quartiere, con le persone, voglio dire, l'uomo della strada, dopodiché è tutta un'altra cosa, un ambiente c'è nella musica in Italia, e come? C'è sempre stato. E si riesce a mantenere comunque un'identità, si riusciva al tempo a mantenere un'identità, una professionalità in ambito artistico musicale, pur continuando a vivere nella provincia. Tra gli addetti ai lavori, tu vieni conosciuto tra gli addetti ai lavori, sì, tra gli addetti ai lavori ti riconoscono, ma diventa una sorta di, non caso, un'enclave umana che si muove all'interno di un macro, hai capito? E tra l'altro in un contesto come quello di Nord-Est, Treviso nello specifico, assolutamente, in cui ci troviamo ancora a vivere, nel senso che l'imprinting, la visione del mondo è rimasta sempre la stessa, il comandamento è lavorare. Ma è la provincia, cioè questo è il famoso fascino della provincia, se vuoi capirlo, anche la dannazione della provincia. Cioè se tu queste cose qua le facevi tipo in grosse città, Milano, Roma, ma anche Catania, Palermo, perché c'è stata una scena straordinaria in Sicilia, tra parentesi, negli anni fine 80, 90. Voglio dire, se nascevi in situazioni, diciamo, metropolitane, no? Dove c'era... bene o male, cioè, ti muovevi un po' più agilmente all'interno di queste cose. La provincia è la provincia che ha, come dire, delle cose fantastiche, perché il tempo si dilata, hai più motivo di, come dire, di stare a contatto con ciò che ti circonda e di capirlo molto di più. Hai una mente diversa dalle persone, cioè una percezione diversa da chi vive in situazioni metropolitane, quindi c'è tutta quanta anche questa una bellezza nella provincia, e soprattutto se andiamo negli Stati Uniti, perché è la patria un po' di questo, cioè il fascino della provincia, cioè tipo i Rem venivano da Athens e li sentivi quando arrivavano, non erano newyorkesi, non erano, voglio dire, losangelegni, cioè c'è tutto un fascino della provincia in cui c'è, come dire, un materiale artistico che è diverso e anche molto più intenso. Questa puntata è realizzata con il sostegno di Kawabanga Produzioni. Kawabanga fa una sola cosa, ma la fa davvero. Produce cultura, film, cortometraggi, documentari e teatro.
e insegna a farlo con corsi di sceneggiatura, regia e montaggio. Se hai un'idea che aspetta di diventare qualcosa o vuoi portare il cinema e il teatro nella tua comunità, Kawabanga è il posto da cui partire. Trovi tutto sui canali social Kawabanga. Quello che mi ha impressionato del vostro lavoro dalle origini e mantenendo una certa identità fino ad ora è sempre l'essere contestualizzati in un ambiente che a prima ti sembra essere estremamente benestante, estremamente ricco, estremamente trovato in situazioni di benessere, ok? Che invece, analizzandolo, vivendolo da un punto di vista artistico, si riesce ad intuire, a percepire ed analizzare in ciò che effettivamente ha di nascosto. Quindi un disagio, un malcontento, una marginalità, tutto quanto cantato, raccontato, messo in poesia da Ricky Bizzarro, Radio Fiera e l'entourage che appunto vi ha contraddistinto in questi, ricordiamoci, decenni di lavoro artistico, perché non stiamo parlando 30 di... anni. 30 anni, esattamente. 30 anni di lavoro artistico che, come pietra, come anno zero appunto, è il 1992, ma chissà quanti anni prima già portava a un sentirsi pronti o Almeno 10 diventare anni. pronti a esprimere questo tipo di Almeno 10 anni prima. provincia o periferia di magari una città, almeno 10 anni prima. Ecco, ci arriveremo, ma io vorrei tanto sapere da dove effettivamente parte Ricky Bizzarro, il progetto Radio Fiera e come si arriva al 92. Perché anche quello mi serve per capire, per spiegare meglio questo nord-est cantato, raccontato, ma con toni, adesso non vorrei andare sull'internazionale, ma tu hai citato i Rem, ma ascoltandoti, io ho in mente la musica grunge, ho in mente la Seattle anni 90 e non posso non immaginare un Ricky Bizzarro e Radio Fiera traslitterato in Nirvana Unplugged. Questa è stata la mia proiezione da ragazzo che negli anni 90 era semplicemente adolescente e che vi ascoltava e che ascoltava contemporaneamente appunto Kurt Cobain e tutti quelli che sono usciti dalla scuola di Seattle. Beh, guarda, io ti ringrazio per il paragone, ma credo che l'unica cosa che mi accomuna è il disagio. Hai detto poco. Il disagio sicuramente ci accomuna ai Nirvana o a quella, come dire, quella fauna umana che Sì. frequentava, che è nata a Seattle in quei periodi là, no? È il disagio. Noi eravamo esattamente, almeno io ero perfettamente allineato. a Loro, quella la periferia cosa. degli Stati Uniti, voi la periferia di una Treviso che però stava passando un periodo non poco No, io ero sorridente. assolutamente allineato a quella cosa là. Cioè, io arrivavo dagli anni '80 e gli anni '80 sono stati un decennio piuttosto, come dire, confuso, doloroso anche per certi motivi. Cioè, sono stati, gli anni '80 sono stati molto pesanti per un adolescente, per un adolescente che pensava, per un adolescente pensante. Ok. Ecco, questa è la parola esatta, per un adolescente pensante. Dopodiché, se tu chiudevi un po' il cervello, gli anni '80 erano un grande giro in giostra, sono stati un giro in giostra fantastico, no? Però, sai, se iniziavi a pensare o a essere un po' più introspettivo, gli anni '80 potevano essere anche dolorosi. Questo. C'è stata l'invasione dell'eroina nei quartieri, nelle città, e quella insomma è stata molto molto pesante e ha già separato, voglio dire, fasce di ragazzi, insomma ha decretato dei confini ben precisi e dopo te le sei tirata dietro abbastanza. Per quanto riguarda perché abbiamo iniziato, sai, è difficile risalire in maniera lucida a così tanti anni fa. Cioè, io potrei solo adesso immaginare e dirti delle cose che penso in questo momento, ma non so esattamente perché abbiamo iniziato. Cioè, io credo sia stata, come dire, è stata un'esigenza, è stato il fatto che io e quelli come me
eravamo attratti da cose che gli altri, da cui gli altri non erano attratti, no? Cioè leggevamo i giornali di musica, ascoltavamo un sacco di musica, i dischi dei fratelli maggiori, per chi aveva fratelli maggiori, perché io sono il maggiore, ma andavamo a casa, le prime chitarre, i primi accordi, cioè era un'attrazione verso questo mondo che in qualche maniera, se penso a livello sociale, era una cosa che inconsciamente ti staccava anche dagli altri, ok? Era una cosa che ti metteva in una situazione, cioè facevi parte di una tribù, facevi parte di qualcosa, ti sentivi far parte di qualcosa, no? E sono gli anni, è il decennio delle tribù urbane, delle tribù esattamente, suburbane, i paninari, citiamone una. Facevi parte, cioè, cercavi di formare e di scolpire una tua personalità, cercavi di capire chi tu fossi, ma soprattutto anche di distaccarti da quello che tu non volevi essere, perché tu avevi dei modelli ben precisi che ti facevano cagare veramente, cioè voglio dire, non volevi assomigliare a quelle cose là. Io su un libro che ho scritto su Fiera, io dico, abbiamo cercato di non assomigliare ai nostri padri, perché i nostri padri arrivavano da un tempo veramente antico, cioè i nostri genitori erano nati alla fine degli anni 20, negli anni 30, hai capito? E quindi avevano fatto la guerra. Mio papà è stato partigiano e quindi c'è tutta una vicissitudine, è stato deportato in Germania, quindi anche come storia familiare questi racconti mi sono arrivati molto in maniera pesante. Suo fratello, medaglia d'argento al valore, partigiano, cioè voglio dire, è una famiglia che ha vissuto un tempo antico comunque. E noi ci siamo trovati nella modernità, cioè noi non c'erano ancora i mezzi, non c'erano i social, però noi sentivamo questo vento, quest'aria che arrivava da lontano, che arrivava dall'America, che arrivava dall'Inghilterra, cioè sentivamo che c'era sto odore che ci attirava un sacco, ma non sapevamo come arrivarci, perché non c'erano i mezzi a parte qualche giornale di musica, a parte i dischi, il resto era immaginazione, cioè non c'erano i video, non c'erano cioè capisci? E quindi cercavamo in qualche maniera di assomigliare a queste persone, o di assomigliare a questi suoni, assomigliare a questi mondi, no? Però mantenendo sempre una nostra cultura, una nostra caratteristica di base, perché non avevamo il motivo cioè non avevamo il mezzo per essere identici, perché non sapevamo come, cioè non avevamo informazioni precise. E quindi naturalmente mescolavamo le cose ed è nata tipo Piova. Voglio dire, il primo pezzo che ci ha portato fuori dalla saletta delle prove, ed era un pezzo che aveva i suoni dei Velvet Underground, però cantavamo in dialetto. E questa cosa alla Sony, perché abbiamo firmato con una multinazionale, cioè era uscito da poco anche il disco in dialetto di De André, Cruesa de Ma, e quindi c'era sta roba qua, sta roba strana, sta commissione molto strana, cioè non era il folk, sai, fatto con le fisarmoniche alla Modena, sti Rambler, pifferetti, violini, tacciu, esatto, cioè era un suono veramente rock, ma rock, come dicevi te prima, quel disturbato, quel disagiato, quell'ansia, come dire, di mettere nelle corde un malessere di ricerca che c'era dentro di voi. E poi Piova è un mantra, cioè gira sempre sullo stesso accordo. Perché? Perché la nostra vita girava sempre sullo stesso accordo. Cioè, quando tu nasci in un quartiere di una città di provincia, in quegli anni là, tutto gira uguale. Cioè è come se tu corressi sulla ruota del criceto, hai capito? E Piova è stata esattamente quella roba là, su un giro di un accordo, di un testo. E questa cosa è stata la chiave che ha aperto la saletta di prove, che eravamo, il parroco ci aveva dato la saletta sotto l'asilo vecchio, e io lo chiamiamo asilo vecchio, ma in realtà era un asilo che negli anni 50 era un asilo, poi era questa costruzione, ci aveva donato per levarci dai pericoli della strada. Non è una brutta tecnica. No, per levarci dai pericoli della strada, ma in realtà non ci è riuscito del tutto, però è stata una grande opera la sua. E quello ci ha aperto la porta, Piova ci ha aperto la porta e ci ha portato, anche questo, per rispondere alla tua domanda di prima, è sempre la preparazione, è sempre
come tu ti poni nei confronti delle cose. Noi siamo usciti dalla saletta e ci siamo trovati di colpo, ma di colpo veramente, perché abbiamo vinto il Festival Rock Targato Italia a Milano con questa roba qua e abbiamo fatto il disco in uno degli studi di incisione più importanti d'Europa al tempo. Dalla cantina di una Dalla azienda. cantina. E questo è stato veramente un trauma. Io l'ho vissuto come un trauma. Io non ascolto più quel disco là perché non canto, non sapevo cantare, non sapevo come pormi. E mi sono trovato, cioè girava Sade, registrava i Simply Red, Vasco Rossi, cioè era uno degli studi più importanti d'Europa. E con un banco NIV da 1 miliardo di canali, c'è tutto quanto, hai presente uno studio, alla batteria, cioè il nostro batterista in un pezzo non riusciva a fare un pezzo, beh non c'è problema, ha chiamato Elio Rivagli alla batteria, su un pezzo, su Credo c'è Elio Rivagli, cioè batterista di Fossati, di tutti, un turnista. Perché passava di lì, no? No, lo chiamavano perché quello studio aveva questo rapporto con i stessi. Quindi tu capisci che tu prendi questi ragazzi disagiati molto e li metti là con un produttore eccetera, abbiamo fatto sta roba ma io non riuscivo, cioè quel disco io l'ho vissuto come domanda personale, è un po' quello che volevate voi, un po' quello che in quel momento voleva il mondo e quindi vi siete ritrovati in una coincidenza di situazioni? Noi credevamo, cioè il problema sai qual è? Il problema è che tu quando sei confuso tu credi di volere qualcosa. Veramente credi di volere qualcosa e quando ti trovi davanti a quel qualcosa capisci che non era quella roba che volevi perché non sai affrontarla, perché non sei strutturato abbastanza per affrontarla, cioè ci vuole una struttura per affrontare certe cose, no? certi salti, schena, bravo. E io sto parlando per me, non parlo per la band, perché la band era molto più preparata di me. Perché io ero il cantante, io ero il leader della band, io ero quello che scriveva le canzoni, io ero quello che doveva tirare avanti la baracca, ma assolutamente non ero. La faccia e il... non ero, cioè ero preso da tutt'altra cosa, cioè sono un tipo volubile, mi innamoro facilmente delle cose, cioè ero là però volevo un'altra roba, cioè capisci, questa è sempre stata sto fatto di essere... Cristiano Godano, apro e chiudo una parentesi, dei Marlene Kunze, durante un incontro che ha fatto, non mi ricordo, vicino a Montebelluna, eccetera, io ero con lui sul palco, su queste poltrone, parlavamo, io ho parlato e dopo parlava lui, avevamo sto bottiglia di vino che ho bevuto tutta, tra parentesi, e lui ha detto, beh, io ho capito pubblicamente, tu sei un cialtrone di talento. E mi è piaciuta un casino, Sei sentita tua? No, è proprio il vestito su misura. Mancava Wikipedia, Ricky Bizzarro, cialtrone di il talento. vestito me lo sono sentito addosso, un cialtrone di talento, fantastico. Adesso non lo sono più, da un periodo, da un bel pezzo. Coscientemente? Sì, ma perché sono vecchio, capito? Cioè la vecchiaia porta saggezza e poi tutte le esperienze che ho fatto in vita, però in quel periodo, sì, io guardo Ricky di quel periodo, e quella roba là è il cialtrone di talento, è la cialtronaggine che mi ha sempre contraddistinto, perché prendevo una cosa e poi mi stancavo, facevo un'altra e poi non ero, cioè come dire, uno che vuole fare quella roba la fa, cioè si impegna. L'hai trovata, non l'ho mai fatto. Ma l'hai fatto diventare in un certo modo il tuo modus operandi. No, ma perché le cose che ho fatto hanno avuto, bene o male, hanno avuto una visibilità. Cioè le cose, quando mi impegnavo a fare una cosa e la portavo a termine, quella roba aveva una visibilità, in qualche maniera. Cioè avevo un pubblico, avevano delle persone che seguivano, ma anche voglio dire, adesso non faccio nomi, ma c'è un sindaco della zona, cioè che se tu vai a parlare col sindaco, nell'ufficio del sindaco, dove ti riceve, dietro ha chiamato un artista, credo, proprio scritta col pennello, c'è una frase della mia canzone, cioè voglio dire. Che frase è? È una frase di America, però voglio dirti, ha avuto un impatto popolare sulla zona, cioè persone mi chiamavano, guarda che io mi sposo con la tua canzone, guarda che è morto un mio amico e ho messo sulla canzone quella perché, cioè voglio dire, ha avuto un impatto sulla vita delle persone, quello che io ho scritto, molto importante in quegli anni là.
cioè in una certa fascia di popolazione. Esattamente, sei riuscito a tradurre l'identità Sì, che si sentiva, che come dicevi tu si respirava nell'aria. inconsapevolmente, Ma Cioè, così come anche altri artisti a questo livello nazionale e internazionale, tu hai declinato in parole e musica ciò che era quel disagio di strascico fine anni 80, inizio anni 90, assolutamente, che si concretizzava in ma cosa sta succedendo nei Balcani, ma cosa sta succedendo Certo. in Medio Oriente, Certo. tante domande che ci stiamo facendo anche noi adesso, certo. o almeno noi di questa età che hanno vissuto anche quel periodo e si ricordano cosa voleva dire ascoltare certe notizie che arrivavano da in giro per il mondo. Certo. Adesso la cosa è molto più spettacolarizzata e ahimè non ti dà neanche il tempo di pensare o di analizzare. Assolutamente. Questo mi fa chiedere diverse cose su me stesso, sui miei figli, su quelli che sono i figli di tutti noi, ecco, al momento. E la cosa mette un po' tristezza perché non c'è un certo tipo di, seppur ansia o spinta o richiamo, ma profondità in questo. Vorrei tornare proprio a questo concetto di profondità. Voi in quel momento declinavate un anti-status quo che ci diceva che tutto stava andando bene. Ci si accorgeva che non tutto andava bene. Sì. Cominciavamo a smettere di mentire a noi stessi ogni giorno dicendo che sta andando tutto bene, semplicemente perché appunto il male che andava prima, e l'hai chiamata tu in causa la guerra, appunto, era finita da tanto tempo e il benessere cominciava a diffondersi, cominciava ad essere presente. Ciò nonostante, emarginazione, povertà, esclusione esistevano, disagio anche tradotto in abuso di sostanze che ovviamente, come hai detto tu, creavano dei forti divari tra quello che era chi non poteva permettersi e chi poteva permettersi, non in termini di uso e abuso di sostanze, ma semplicemente il vivere, lo studiare, il trovare un lavoro che desse appunto una dignità alla persona. Voi parlate di quello, voi cantate di quello. Tu metti in rima, non tanto spesso, devo dire la verità, ma in musica quello che effettivamente la gente in un certo senso si rifiutava di vedere. Guarda, una cosa che io non ho mai sopportato, ma che vivo con fastidio tuttora, è il fatto che una persona debba avere un lavoro per avere una dignità. Cioè, questa roba mi manda in bestia, proprio mi infastidisce. Non un lavoro, sto parlando di un lavoro, cioè uno che il famoso tessi in regola, okay. a tempo indeterminato e te lavoro. No, cioè è chiaro che l'uomo deve lavorare, l'essere umano deve lavorare, deve fare delle cose per cui sente un'attitudine, no? Che può essere qualsiasi roba. Ma il fatto che tu debba avere un lavoro tradizionale per avere una dignità, dai un lavoro a quella persona per avere una dignità, che poi la dignità si traduce in uno stipendio, che con lo stipendio può comprarsi una casa, cioè può andare in affitto, può prendersi un pezzo di pane, mangiare e avere un coperto sopra la testa e un paio di braghe, voglio dirti. Ma questa roba qua, il problema sai qual è? Non è il fatto è il fatto che non tutti i lavori sono riconosciuti. Cioè, voglio dire, perché una persona non può sopravvivere? Sopravvivere. Nessuno intende di... Cioè, io non intendo... Opulentemente. No, assolutamente. Cioè, perché una persona non può sopravvivere facendo ciò di cui ha passione, di cui gli piace. Ma soprattutto se quella cosa di cui ha passione ha, come dire, un impatto sociale. Di questo stiamo parlando, ha un impatto sociale. Dopodiché, se io vado a fare castelli di sabbia in riva al mare, vabbè, fammi curare, tipo, più che altro. No, per dirti, no, ma anche quello, no, i castelli di sabbia in riva al mare, calma, anche se degli artisti meravigliosi che fanno dei castelli in riva al mare meravigliosi e che magari prendono, cioè sono pagati per sopravvivere, ma nessuno intende. È quella roba là che mi manda in bestia, no? Il fatto che la dignità sia automaticamente collegata al fatto, sto parlando di questo, di questo ambiente, dell'ambiente in cui viviamo, che tu debba avere un lavoro di quelli tradizionali che magari odi, che magari non vuoi più, e magari quel lavoro ti strappa dai tuoi affetti, dalle tue passioni, ti fa andare in depressione, ti leva tempo,
e in ogni caso non riesci più a dare te stesso poi ai tuoi cari, alla tua famiglia, eccetera. Perché se io ricordo bene, lo scrivo nel mio libro, i vecchi, io li chiamo i vecchi, erano i miei vecchi, cioè tu lavoravi, nel senso che lavoro ho fatto, addirittura l'impiegato, cioè sto parlando degli anni 60, io ero bambino e sentivo questi discorsi, impiegato, sì, Dio lavora, te fa niente, cioè, perché? Perché il lavoro vero era considerato tale se tu lavoravi 8-10 ore al giorno spaccandoti la schiena e te venivi in casa e te bestemavi e te andavi al bar e te lamentavi con tutti quanti e te bevevi e te già eri cattivo come la merda, che tu capio, e là tu lavoravi. Il lavoro era considerato lavoro nel senso che se tu eri piegato dal lavoro, allora avevi lavorato davvero. Ma soprattutto ti meritavi rispetto. Calma, tu eri rispettato per quello, perché te lavoravi. Ma eri una merda, cazzo. Aggiungerei sì. Cioè il lavoro ti ha reso una merda. Cioè, nel senso, non ti sa neanche come che si chiama tuo fioi, che tu capisci. Tua moglie cioè, non ti sa neanche stiagare. Te vai al bar, te bevi 3 litri di vino, te finito di lavorare. Questo era il concetto di lavoro qui. Era la costrizione. Tu dovevi essere costretto a fare qualcosa, allora lavoravi. E questa roba qua, ho scritto una canzone che è stata quella, come dire, che mi ha dato più soddisfazione in SIAE, no? Esatto. E io dico sempre ai concerti, questa canzone mi ha pagato qualche vacanza. Ma ho scritto una canzone che si chiama Me chiamo fora. Io mi sono proprio chiama fora da sta roba. Cioè non voglio saperne. Pagandone le conseguenze, non è sempre stato facile. Beh, il non adattarsi certo, comporta il prendere chiaro, delle responsabilità e il pagare ma il delle mio conseguenze. non adattarmi non è sinonimo di disadattato, perché io vedo disadattati persone che in realtà si credono adattate e io li percepisco come disadattati, ma in realtà lo sono. No. Socialmente, nei confronti della società sono dei disadattati. Ma io non mi sono adattato, ma non sono disadattato. Ti sei riadattato? Sono adattato al mio sistema di vita e cerco sempre alle persone attorno a me, ai miei cari, ma anche alle persone che non conosco, di essere gentile, di essere empatico, di trattare bene le persone che mi circondano. La gentilezza è un elemento che si sta perdendo tantissimo. È fondamentale, kindness. Gentilezza e umiltà sono elementi la che... gentilezza. Porsi di fronte a chi sia appunto... Be kind. Cioè, devi essere gentile. La gentilezza è una cosa, ma anche con le persone che non conosci, devi essere gentile. Questo è fondamentale. E io lo sono, io so di esserlo, ma ho la consapevolezza di essere gentile con le persone che non conosco. Anche perché? Fino al punto che se le persone non mi trattano con gentilezza, allora la cambio. Ma molto spesso gentilezza genera gentilezza. Certo, ma chiaro, La gente poco lo considera questo, nel senso che il partire sempre con uno dei presupposti sempre molto local del... Sospetto e pago esigo. Pago esigo. Questo, sì, te pago un'ombra, dammene una buona. No, ma c'è sempre questa roba qua, c'è sempre questa roba qua, sì. Crei comunque, o meglio, riesci ad adattare l'ambiente attorno a te, con gentilezza, con quello che è uno strumento della gentilezza, vale a dire la musica, perché l'ho sempre considerata tale, anche se gli accordi, le sonorità magari sono un po' più stridenti, un po' più ruvide. No, la musica è un atto gentile. La musica è un atto gentile, sì. E genera appunto ispirazione, genera, come dici tu, anche cambiamento in quella società, o meglio, attenzione da parte della società verso determinati contesti. Una volta che si è attenti verso un determinato argomento, si comincia a considerarlo, si comincia a capirlo, si comincia anche a empatizzare con quel contesto. E la narrazione della provincia veneta, della provincia trevigiana, è un qualcosa su cui hai puntato tantissimo. O meglio, sei riuscito a tirar fuori, estrapolare, far conoscere, condividere con un mondo che lo trovava quasi un fastidio, ok? E tu sei riuscito a
declinare, trasformare, interpretare questo fastidio in poesia, perché tale è, perlomeno tale la percepisco, ma una poesia con delle sonorità, io le sento mormorate, quindi non è il grido, non è lo sbraito, non è il Green Day, ecco, ma rimane un grunge, tra l'altro, come si potrebbe dire grunge in dialetto veneto? Sgrende. Sgrende mi piace tantissimo. Per usare così un termine che usate voi, insomma, da che altra parte del fiume. Sì. Sgrende. Avete cioè la Z diventa D, e quindi sgrende. Ma non so, dico io, mi è venuto in mente adesso, sai, così, ma magari anche no. Ma allora, una cosa che ci tengo e che mi hai appena così fatto venire in mente. Questo mio descrivere, questo mio essere non adattato, si è rivelato in tutta la sua magnificenza e potenza dal punto in cui io ho iniziato a scrivere sul quotidiano, La Tribuna di Treviso, il quotidiano locale, e firmai un contratto col gruppo Espresso di editorialista. Io venni pubblicato in prima pagina con un editoriale sul giornale. È una cosa veramente tanto importante, cioè editoriali, il giornale in colonna. Questo quanti anni avevi? No, fai conto dal 2000, adesso non mi ricordo esattamente, però 2005, 2006, 2007, 2008, quegli anni là. Sì. L'epoca Gentilini a Treviso. E io avevo un pensiero libero, avevo un direttore del giornale che era veramente un mito, Moser si chiama ancora, non so, e lui ha detto: tu devi scrivere in prima pagina. Si chiamava Bizzarrie la rubrica, però mi pubblicavo in prima pagina, quindi ero editore. E naturalmente io scrivevo come passava per la testa, cioè non è che scrivessi un articolo, scrivevo un pensiero. E sta roba qua mi ha aperto non una porta, un portone sulla società del luogo in cui ancora vivo, Treviso e anche dintorni, perché naturalmente La Tribuna e avevo veramente un seguito importante di persone che compravano il giornale e dicevano che compravano il giornale perché c'era il mio pezzo, e avevo persone che naturalmente avrebbero voluto menarmi. Beh, ovvio, no? Cioè, nel senso che io mi ricordo ancora un dirigente della Digos che conobbi e mi disse: Bizzarro, devi stare molto attento, perché cioè tipo la destra, quella tipo, cioè ti vedono come fumo negli occhi, Cioè è un avvertimento, ti do il mio numero di telefono. E non c'erano i leoni da tastiera? No, ti do il mio numero di telefono, ormai se dovessero fermare per strada, eccetera, tu fai il mio numero e me li passi, come dire, era uno tosto. Ma questo per dirti, no, perché io scrivevo veramente, e dopo io suonavo anche contemporaneamente, quindi scrivevo sul giornale, suonavo, quindi la mia figura si era tracciata per bene, cioè avevo i miei profili erano sempre più delineati, chi ero, chi fossi, e te lo traduco cioè ero percepito come una rottura dei coglioni, che è la cosa che più mi dà soddisfazione nella vita e che mi ha dato soddisfazione nella vita. Perché? Perché questo essere percepito da una fascia, non da tutti, come Bizzarro, una rottura dei coglioni, è stato fantastico, perché ha creato veramente un confine tra me e un certo tipo di umanità, che era quello che io avevo sempre cercato, ma non sapendo, anche inconsciamente, hai capito? Il fatto cosa che dovremmo fare tutti. Tutti, no, vabbè, chi si sente di farlo. Il fatto di esporsi. Ciascuno in sua misura. Esatto, il fatto di esporsi è che noi adesso abbiamo una fottuta paura di esporci, perché abbiamo paura di perdere qualcosa, e sto parlando anche di quelli del mio, come dire,
del mio ambiente, no? I musicisti, quello che sta succedendo quello che è successo e sta succedendo in Palestina, a Gaza, quello che sta succedendo nel mondo, quello che sta succedendo Trump in America, l'ICE, eccetera. No, adesso un po' alla volta hai capito, ma è come se all'inizio gli artisti, i cosiddetti artisti, la maggioranza degli artisti avesse detto dai, vediamo chi va fuori per primo e cosa gli succede a quello, e dopo casomai, cioè capisci? Andiamo avanti il ratto vecchio. E questa è così. la comunità artistica, è là che c'è la differenza, no? Dopo uno può dire ma io non, ma quella è la cosa, il fatto di decretarsi, il fatto di esporsi, il fatto di dire io sono questo, ti piaccio? Bene, non ti piaccio? Mi dispiace. Essere onesti con se stessi è qualcosa che voi avete sempre cercato. Certo, ma è la cosa che ti fa dormire di notte, è la cosa che ti fa guardare allo specchio al mattino, cioè accettare ciò che sei. Quindi, portando la cosa in maniera generale, qual è la parte più dura di cercare di vivere senza tradire la propria natura? È il fatto che devi fare i conti con l'emarginazione. Cioè, tu devi metterla in conto, cioè non ti chiamano più in certi concerti, non ti chiamano più in certi comuni per fare i concerti, cioè quindi ti levano quello che dicevamo prima, la sussistenza, il lavoro, il fatto di pagarti l'affitto, il fatto di comprarti un par de braghe, esatto, ti levano quella roba là, che è quello, cioè quello è la carota, no? Cioè è quella roba là, e quindi se io ti levo questa cosa, hai capito? Tu bene o male sei, cioè ci sono adesso le nuove generazioni, li vedi, perché devono andare a Sanremo, devono andare dalla maniera, cioè, e loro sanno esattamente che non possono dire certe cose, sanno esattamente che devono mostrarsi in una certa maniera, perché se escono da quel binario vengono emarginalizzati immediatamente, istantaneamente, e quindi è questa roba qua, cioè c'è un ricatto di base, c'è un grosso ricatto. Tanto che probabilmente ora è il proveniente dal contesto emarginato, o tradizionalmente emarginato, che si permette di esporsi. Parlo per esempio di quei cantanti o artisti di seconda generazione immigrata o terza generazione immigrata che possono contare sul fatto di, ho un cognome straniero e quindi riesco a cantare o procurare delle informazioni, diciamo, meno vincolate a quello che è. Ma ovvio, ma guarda che adesso con i social l'informazione è veramente una super merda, cioè, nel senso che c'è veramente un controllo totale. Dopo parlano di democrazia, Gali, mi ricordo Gali che ha fatto cioè è una musica che io non seguo, un artista che non seguo, ma ha tutto il mio rispetto, cioè, ma hai visto com'è sparito dai social, ma perché c'è questa cosa qua? E dopo tu vedi, come ieri sera guardavamo, non mi ricordo se Report o di martedì, sai, quei programmi eccetera, dove vedi quello che è successo col ministro, quello che dopo aveva comprato la bisteccheria con la tipa eccetera, che si è dimesso, e dopo sono ancora tutti là a un altro convegno, su un'altra poltrona, identici, cioè voglio dirti, allora questo tipo di potere che è percepibile, è percepito, cioè ti allontana sempre di più, ti scolla sempre di più da quel tipo di realtà, no? E quindi cerchi di fare la tua cosa, do the right thing, cioè fai la cosa giusta, fai la tua cosa e la fai come vuoi, e ci sono delle persone che la seguiranno, cioè tu crei un qualcosa, una bolla, crei qualcosa che speri che crescerà, speri che vada da qualche parte, ma devi stare fedele a quello che tu vuoi fare. In una conversazione precedente che abbiamo avuto, tu hai individuato questi insegnanti totem che hanno guidato, ti hanno dato ispirazione, hanno portato a intraprendere certe strade, certe scelte. E la mia domanda è un po' estensiva, ok? In questo caso, quali sono stati, anche in maniera molto generale, questi tipi di maestri? Magari li hai interpretati per una semplice parola che ti hanno detto, o perché ti hanno proprio preso per mano e seguito, o tu gli hai detto insegnami qualcosa. Anche è successo a tanti di noi appunto di trovare quella persona che dicevi sì, ma
dammi di più di ciò che ti sta venendo fuori per insegnarmi, per guidarmi, per portarmi a fare magari delle scelte che mi porteranno a degli obiettivi o delle destinazioni completamente diverse da quelle che tu magari immaginavi per me, maestro, ok? Ma saranno mie, saranno qualcosa che ho elaborato con, in quel modo sì, una coscienza che tu mi hai aiutato ad aprire. Successivamente però ti direi, come tu potresti servire da totem a un junior cialtrone che magari vedi, annusi, vai a sbattere contro in tutte quante le attività che tu fai, e che tipo di suggerimenti daresti a questo junior cialtrone? Suggerimenti richiesti o non ancora richiesti? Ecco. Mi concentro. Mi rendo conto che sono No, diciamo, allora, tante domande in una. Allora, gli insegnanti, le figure totem nella mia vita sì, sono importanti, te l'ho detto, perché per me sono stati nel mio cammino, immaginando che la vita sia una via, sono stati i famosi bivi, no? O rotonde, Zaia adesso che fai rotonde, una rotonda. Hai citato spesso porte che si aprono, porte che si chiudono. Cioè, sono le persone che in qualche maniera ti spingono in un'altra direzione, ti fanno andare in un'altra direzione e andando avanti per un po' in quella direzione tu capisci che è la direzione giusta. Perché dico questo? Perché per riconoscere una figura totem hai bisogno di capire che è una figura totem, cioè ci devono essere dei punti nel percorso, delle situazioni che messe assieme formano la figura totem. Non basta solo dire questo è bravo. Quindi, per quanto mi riguarda, le figure totem io le ho sempre, come dire, mi hanno sempre agganciato perché in primis per il talento. Cioè la prima cosa che mi sbatte contro è il talento. Io riconosco immediatamente qualcosa di straordinario, di fuori dall'ordinario in queste persone, ma non basta. Perché successivamente a questa cosa io devo riconoscere la persona. Devo riconoscere che dietro a questo talento c'è un essere umano che mi piace. E non sto dicendo buono, bravo, no, ma deve piacere a me. Un'altra persona lo può ritenere malo, ma non cambia. Deve essere compatibile con me, come essere umano. E la terza cosa è, come dire, questa cosa mi fa prendere una via e io, dopo un po' che ho preso questa via, devo riconoscere che la via fa per me, cioè che mi è affine. Queste tre robe assieme decretano una figura totem. E le figure totem che mi vengono in mente adesso, una delle prime che ho incontrato è Paolo Stefan, che è stato il produttore del nostro primo disco, collaboratore di Pino Donaggio, un musicista di un talento fuori dal normale, secondo me, e come persona di una cultura infinita, secondo me, cioè una Treccani tipo, e di una gentilezza proprio gentile, cioè una persona perfetta, secondo me. Quella è stata la prima e mi ha aiutato molto. La sua figura, lui però mi ha aiutato molto. Ecco, le figure totem non è che stanno lì tanto a... Ecco, questa dopo si allaccia alla seconda domanda. La seconda che ho incontrato è Giorgio Canali. No, seconda, ne ho incontrate anche prima, ma quelle che mi vengono in mente, Giorgio Canali, perché secondo me quello che scrive le canzoni, cioè il suo modo di scrittura e di porsi, ma il suo modo di vivere e la gentilezza. Giorgio che se ne dice che appaia come un demonio sul palco, è una persona di una gentilezza infinita e di un'umanità infinita. Ed è quella che io scorgo in lui.
Si può avere una gentilezza io pur essendo No, io scorgo in lui. sanguigni Ma o... non solo, ma Giorgio, oltre alla gentilezza, è educato, che è un termine che io posso usare per poche persone che conosco. Mhm. È educato, per come lo intende mia mamma. Mhm. È una persona molto educata. E Vitaliano Trevisan, Mhm. che non c'è più, che credo sia uno dei più grandi scrittori, uno degli scrittori del Novecento sicuramente, è un drammaturgo eccezionale che ho avuto, come dire, l'onore e la fortuna di avere come amico, di avere un'amicizia. E quando dico amico, cioè per come io intendo l'amicizia, nel senso basica, ma eravamo amici. E lui aveva, come dire, una conoscenza, anche lui, infinita, un talento infinito, che non mi ha mai disturbato, perché i grandi talenti disturbano, cioè nel senso che li senti, Disruptive. Sì, nel senso che ti avvolgono, ti sommergono a volte, no? Mhm. Mai sentito, e lui è stato un mio amico ed è stata una persona che oggi tuttora penso, immagino, mi manca, ma soprattutto manca lui in generale. Queste sono le persone che così mi hai fatto venire in mente. Per quanto riguarda la domanda successiva, e quello che volevo dirti è che una figura totem non sta lì a insegnarti nulla, anzi, più che altro ti dice fa quello che te vuoi, Mhm. segui la tua attitude. Sei tu che devi intravedere L'esempio. nella figura Mhm. qualcosa che ti può indicare la via. Ma se tu non percepisci, non c'è nessuna forzatura. Io non posso dirti cosa tu devi fare. Non posso dirtelo. Quindi Perché la fiamma deve nascere dal momento in cui io da ti chi dico fa. cosa devi fare, è già qualcosa che non funzionerà mai, non funziona, perché è una forzatura. È qualcosa che, cioè, tu devi vedere, devi andare. Queste sono le figure, queste tre figure che ti ho nominato. Mhm. Mi avranno dato dei consigli, ma nel lavoro, cioè tipo canta una tonalità più bassa, cambia sto accordo, ma quelle cose assolutamente tecniche, ma non tipo cioè sai quelle cose di vita, fai, Mhm. Niente guru. No, niente guru. No, Guru- perché quelli che si pongono come guru sono dei cialtroni Sicuramente senza talento, senza cioè, talento, esatto, sì. sono proprio a si perda, a si star, tipo, cioè, E- perché ti chiederanno qualcosa poi. Oltre appunto all'essere, al vedersi, al rivedersi in qualche nuovo cialtrone. Scusa, anche Diego Piotto, Ah, fonico, con una sapienza enorme, cioè lui sa esattamente, con la calma con cui affronta situazioni che ha una catastrofe. persona normale che gira i coglioni tantissimo, lui proprio sempre serafico sulle cose, sempre, e ha una conoscenza, una calma, e anche lui gentile ed educato. Ecco, queste sono le due cose che per me sono fondamentali in una persona che conosco: la gentilezza e l'educazione, cioè come tu ti poni nei confronti di un'altra persona. E se gentilezza e educazione sono in germe in qualche nuovo cialtrone, Ah beh, sì, certo, insomma. lì il talento sta solo proprio iniziando. Vabbè, allora. Sì. quello va bene. Quello va bene, quello sì. va bene. Quindi cercheremo di trovare dei cialtroni gentili Sì. per andare avanti. E per andare avanti da un punto di vista di identità artistica, per un punto di vista di essere fedeli con le proprie idee, i propri stimoli. Di contro, appunto, una domanda che facciamo a tanti è provare a capire cosa ti diresti se girando per Fiera Treviso vedessi sti ragazzi che escono dalla cantina dove hanno appena fatto prove con chitarra in spalla e discutendo di l'ultimo articolo o uno degli ultimi articoli in, non so, esisteva già Rolling Stones al tempo? E li incrociassi magari mentre sacramentano in Veneto oppure si mandano in mona a vicenda, ti verrebbe da dirgli qualcosa o, visto quello che mi hai appena detto, ti verrebbe semplicemente da dire vediamo dove vanno?
No, infatti non gli rivolgerei la parola se loro non la rivolgono a me. Cioè io non sono un interventista. Cioè, anzi, sono una persona che, nonostante magari qualcuno può pensare diversamente, io sono molto riservato con le persone che non conosco. Cioè, a meno che non abbia motivo di entrare in questa cosa qua. Se la persona mi fa una domanda, dopo posso essere la persona più prolissa e cioè non te cade a spararmi. Me ne sto accorgendo. Ma te cade a spararmi per farmi finire di parlare. Cioè, e allora portiamola in quello. Ma non prendo mai l'iniziativa. Se loro, appunto, usciti dalla stanzetta di registrazione, buttarsi là e fa: ascolta, senti qua, cosa che ne pensi tu? I despacciai. Benissimo. Uno, perché non finiresti più di parlare. Sì, dipende Sì. dopo dal feedback che ho, però sì, nel senso che dopo cerco sempre di, come tutti i vecchi di merda, come li chiama Giorgio, Ecco, sì. tendono sempre, come dire, a raccontare la propria vita. No, beh, quello succede, capita, sì. Bene, noi stiamo arrivando alla conclusione di questa chiacchierata. Ok. E una delle cose che facciamo sempre è chiederti qualcosa che ci è stato lasciato da uno dei nostri ospiti precedenti. Però, scusa, posso dire un'altra cosa? Ma anche due. No, posso dire una cosa, perché mi sono dimenticato di dire una cosa molto importante. E tu, come dire, mi farai una domanda, ma non farmela, me la faccio io e rispondo alla domanda, che è una cosa che io ho sempre avuto nella testa e ho voluto fare, e quando l'ho espressa anche quelli che mi circondavano mi guardavano come dire: ma sei tu fuori o cosa? Cioè, nel senso che quando noi abbiamo deciso di celebrare il 30° anno di Radiofiera, e la cosa l'ho organizzata con una fatica enorme, eccetera, e quando siamo andati in un ufficio stampa e loro mi hanno, in una riunione, mi hanno detto: ok, che obiettivi hai per questa cosa qua? E io gli ho detto, mi ricordo benissimo, gli ho detto: voglio che Zaia, ancora presidente della regione, voglio che Zaia scriva sul suo social il disco, i 30 anni dei Radiofiera, cioè voglio che le istituzioni riconoscano quello che abbiamo fatto in 30 anni. E ci sono state persone che dicono: ma cosa te ne frega delle situazioni, eccetera. Perché è quello che, qua torniamo al discorso iniziale, da dove sono partito, da dove siamo cresciuti noi, in che ambiente culturale e sociale noi siamo cresciuti, nei nostri genitori, nei nostri vecchi, il fatto che il lavoro debba essere riconosciuto. Allora, se le istituzioni riconoscono il fatto che c'è stato un gruppo che per 30 anni ha cantato in dialetto veneto, ha portato fuori, oltreoceano, la musica e la lingua e tutte le menate di Veneto, i veneti, i venetismi vari, eccetera, facendolo però a modo nostro, quello voglio che... E così è stato. Cioè, il profilo social Luca Zaia ha scritto 30 anni, eccetera, ha fatto tutto quanto il coso, abbiamo fatto un disco, un libro bellissimo fotografico con un contributo regionale. Abbiamo fatto il concerto al Teatro dal Monaco a Treviso, che è, voglio dire, il gioiello, e l'abbiamo fatto un sold out dentro la nostra città. Siamo stati 15 giorni al Museo di Santa Caterina, che è uno dei musei più importanti, all'interno con una mostra fotografica e con dei concerti, eccetera. Questo io ho voluto. Ho voluto istituzionalizzare un lavoro di 30 anni, che venga riconosciuto dal punto di vista lavorativo e culturale e fondamentale per quello che è stato dentro questo territorio. Questo ho voluto e questo abbiamo fatto. E io credo che questa sia un'attitudine mia, nel senso che io faccio le cose, le faccio in maniera istintiva, eccetera, ma alla fine voglio che queste cose abbiano un senso, abbiano un motivo. Il mio senso, cioè non un senso, ma il mio senso, voglio che alla fine arrivino da qualche parte. E così è stato. Volevo dire questa cosa perché tengo molto a questa cosa. E il fatto che quella sia stata la chiusura dei Radiofiera. Io adesso sto scrivendo il nuovo disco come Ricky Bizzarro per la prima volta, e quindi
per me è una cosa importante uscire da questa situazione. Ma aver chiuso quel capitolo in quella maniera per me è stato dare un senso a tutto quello che abbiamo fatto. In 30 anni sei riuscito a far riconoscere ufficialmente a livello istituzionale anche assolutamente ciò che lavoro per te era. È perché arrivo da quel brodo. Esatto. Perché in fondo, per quanto io sia fuggito da quella roba là, e per quanto io abbia rifiutato quella cosa là, ma siamo nati in quel brodo, ce l'abbiamo in qualche maniera dentro. E in qualche maniera, a mio modo, ho voluto, come dire, entrare in questo tipo di pensiero. La tengo un attimino più lunga perché appunto era uno degli elementi che mi aveva interessato nel capire chi avrei conosciuto oggi, che ho conosciuto di più oggi, e è l'elemento delle origini che trascinate sempre nei vostri testi, nelle vostre canzoni, nei tuoi testi, nelle tue canzoni, e quello del cercare di tenere viva la memoria, il riuscire appunto a fare in modo che la gente non si dimentichi ciò da cui, l'hai citato tu adesso, il brodo da cui si nasce, quel primordiale, o che sia appunto periferico di una città come Treviso, o poi però esportato in tutto il mondo, così è successo, ma sapere effettivamente quali sono gli elementi che devono essere ricordati, qual è l'origine e il de chi si tu timoro. La memoria è un fatto assolutamente personale. Io credo poco nella memoria condivisa, cioè mi piacerebbe, nel senso che è un'utopia, mi piacerebbe molto, calma, adorerei ci fosse una memoria condivisa, ma la memoria è assolutamente personale e tutti noi ci muoviamo in maniera molto individuale. Se ognuno di noi con la propria memoria si muovesse in una direzione e se questa memoria fosse uguale per tutti, sicuramente ci troveremo in un luogo, ci troveremo lì, in quel luogo là, e quella sarebbe la memoria condivisa. Questo succede raramente. La memoria giustamente va anche rinfrescata, sì. E quindi noi sappiamo che bisogna tener vivo qualcosa che, come hai detto tu, essere estremamente individuale, ma che per capire, per far ricordare, per ricordare qualche nota ogni tanto va messa. Ma guarda, io ti dico, per parlare di memoria condivisa, memoria individuale, per me è un fatto assolutamente individuale. Io ho festeggiato il 25 aprile, che per me è, come dire, un giorno da ricordare veramente in un certo senso. Io l'ho ricordato con la mia famiglia, con i miei cari, ho onorato quelle persone che hanno combattuto per la nostra libertà, ho onorato quel giorno, e degli altri che si fottono non me ne frega niente di quello che fanno gli altri. Cioè non sto più lì a guardare che questi non festeggiano, me ne frega un cazzo. Io festeggio la mia cosa e faccio la mia cosa e credo che nel mio piccolo mondo, di rendere migliore il mio piccolo mondo in cui mi muovo, perché io mi muovo in un mondo mio dove le cose funzionano. Abbiamo scoperto in tante chiacchierate che lo stare bene con se stessi genera anche uno stare bene a chi ci sta attorno. Assolutamente. Benissimo, siamo arrivati al nostro question time. Yeah. E vediamo un po' cosa arriva per te da qualcuno dei nostri precedenti ospiti. Nel frattempo ti do il nostro bigliettino da poter compilare per uno dei nostri prossimi ospiti. Perché così come ti è chiesto quale evento ha segnato profondamente la tua, attenzione, carriera, non vita, carriera, Bello. così dovrai appunto lasciare un tuo desiderata di conoscenza che però vedrai risposto in una delle nostre prossime puntate. Bello questa. Allora, così a freddo, l'evento che ha, come dire, influenzato, è stato impattante sulla mia carriera, è stato il primo concerto di Bruce Springsteen al San Siro, si chiamava ancora San Siro, non Meazza, il giugno dell'85, Born in USA Tour. 4 ore di concerto e non avevo mai visto una roba del genere. Ti ha commosso? Sei commosso? Ma tutto ho avuto commozione, ho avuto, cioè qualsiasi roba, mi ha dato un sacco di emozioni quella cosa, l'esserci in quel luogo, in quel momento storico, perché è stato un momento storico per il nostro paese, ma
anche per quel tour, cioè è stato il tour di Born in USA, insomma, dove lui è diventato, come dire, universale. Sì, 85, quindi ero giovane, il viaggio, sai, treno, quelle robe là. È stato impattante per quello che avevo intenzione di fare nella vita. Sì. E mi ha smosso. Ti ha smosso, molto bene. Questa te la lascio. Beh, ti ringrazio. Io devo scrivere una domanda? Devi scrivere una domanda per uno dei nostri prossimi ospiti. Oddio. Può essere di qualunque tipo, dal ti piace la carbonara al... Qualsiasi. Qualsiasi domanda deve proprio essere qualcosa da Ricky a chissà chi. Nel frattempo ringrazio tutti voi che ci avete seguiti e accompagnati in questa chiacchierata con Ricky Bizzarro, le sue storie, le sue musiche, le sue parole. Ricordo che per sentirci, seguirci, essere aggiornati su tutti quanti i nostri content, ciò che dovete fare è semplicemente cliccare sulla campanella. Metti. Grazie, okay. Ricky. Grazie a voi. Dovete semplicemente cliccare sulla campanella che vedete sotto uno di questi schermi, oppure seguirci sui nostri social, Instagram, Facebook, TikTok, quant'altro. Ci trovate ovunque. Un grande ringraziamento va ovviamente a tutti i tecnici dietro i microfoni, dietro le camere, dietro a ciò che appunto appare sui social media, Riccardo, Luca, Paola, Frank. Senza di loro questo progetto non riuscirebbe ad andare avanti o avere questi begli ospiti. Ricky, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi ragazzi, è stata veramente una bellissima chiacchierata, molto bella. A presto. Ci vediamo in giro. Più che volentieri. Grazie. Zona Fiera, porta tu in osteria. Grazie. Sarò lì il weekend a giocare a rugby. A Monigo però. Ah, ok. In fiera ancora Ciampetti